Io le posso dare una notizia, sto pagando la seconda rata dell'IMU, i soldi non li ho dovuti richiedere a prestito in banca. Quasi 5.000 euro per la prima rata, oltre 7.000 euro per la seconda. Troppo cara l'IMU, anche per un ex ministro come Renato Brunetta, che denuncia all'anno un reddito di quasi 280.000 euro. Ora ditemi se non viene da Orione uno come Brunetta. Non ho i soldi. Povero Brunetta, non ho i soldi. Guardate come mi ha ridotto Monti. Era inevitabile, da Maurizio Crozza al popolo di internet. La satira si è sbizzarrita sulle dichiarazioni dell'ex ministro. E non solo la satira. Ovviamente più grande la casa, ovviamente penso che questo abbia più soldi per pagarla. Anche i cittadini in coda ai centri CAF si abbandonano a sorrisi ironici, sottolineando che almeno Brunetta un lavoro a reddito fisso ce l'ha. Guardi, anch'io sono in difficoltà, come tanti, chi più o chi meno, però mettiamocela via, insomma. Infatti io sono disoccupata, manco male che non ho il l'IMU da pagare perché altrimenti non ce l'avrei neanche i soldi. Ci sono anche dei redditi bassi, appunto pensionati che devono magari mantenere anche il figlio se non c'ha lavoro. E a confermare le difficoltà dei contribuenti comuni, anche le parole di Lucia Volpato, responsabile del CAF di Venezia. La situazione è un po' pesante, nel senso che tutte le persone che arrivano sono un po' arrabbiate perché di fatto stanno pagando la seconda rata, ma comunque si trovano anche in situazioni di difficoltà, nel senso che ci sono molte persone che purtroppo o hanno perso il lavoro o lo stanno perdendo, per cui anche pagare la seconda rata diventa complesso.